Diciamo subito che sabato non ha perso solo l'Acragas. Per i tifosi sono tutti colpevoli, quelli anzitutto della società, perché non hanno fatto proprio nulla. 60 anni per 4 pali, si leggeva in un cartello esposto dai tifosi biancoazzurri a Siracusa. Un cartello che dovrebbe sollecitare interventi utili a superare la vergognosa situazione. È tanta la rabbia che si registra tra i sostenitori che non ci stanno a rimanere esiliati. Sabato, se l'Acragas avesse giocato all'Esseneto il turno casalingo e non l'incredibile derby in casa dell'avversario, avremmo visto un'altra partita. Invece il fattore campo ha fatto la sua parte, condannando i giovani giganti con un risultato davvero bugiardo. Poi quel rosso dell'arbitro messinese Alberto Santoro, diretto a Danese, ha complicato ulteriormente una partita che poteva benissimo finire in parità, un risultato che sarebbe stato più che giusto. Invece è stato troppo facile per il Siracusa segnare il secondo gol, essendo in superiorità numerica. Il terzo gol all'ultimo secondo ha chiuso i conti, dimostrando che quando si ha la palla tra i piedi bisogna tirare, anche per cogliere di sorpresa i portieri. La sconfitta nel derby lascia a 7 punti l'Acragas, preceduta a pari punti da Matera, Bisceglie e Catanzaro, prossimo avversario mercoledì dei giovani agrigentini. In testa il Monopoli, seguito ad un punto da Catania, Siracusa e Lecce. In coda alla classifica del girone C il Fondi con un solo punto. Intanto, a proposito dell'anomalo derby di sabato, c'è da registrare la calorosa accoglienza del pubblico aretuseo con un bellissimo gesto che rafforza il legame tra le due società. Ma tornando alla cronaca della partita, diciamo che dal saluto di benvenuto al gol è stata questione di un attimo, ponendo fine all'impattibilità di Alessandro Vono e compagni. Colpita a freddo, l'Acragas ha reagito, riuscendo a pareggiare, ma in fuorigioco per una leggerezza di Lorenzo Lonco. Ma proprio a Lonco si deve dire solo grazie per la sua sapiente regia durante tutta la partita. Raffaele Di Napoli ne campia 3 in una volta, finalmente entra Salvemini, ma è Franchi, il giovane Franchi, scuola Roma, che porta al gol, che verrà però annullato per quello sfortunato tocco di Lonco. Splendida la parata di Bono al 70°. Da biasimare è il comportamento dell'aretuseo Spinelli, che accende gli animi con Sepe che si fa ammonire. Sempre in tema di ammonizioni c'è da registrare quella del portiere del Siracusa, troppo comodo nelle rimesse, con l'arbitro che finalmente se ne accorge. E ora bisogna fare di tutto per far tornare il calcio all'Esseneto. L'esilio, gridano a gran voce i tifosi, deve insomma finire. Non abbiamo giocato come avremmo voluto probabilmente un po' per noi che magari forse ci siamo sentiti un attimino non appagati, però magari eravamo convinti di fare una buona prestazione. Però dalla mia squadra mi aspetto sicuramente a livello emotivo una crescita quotidiana. Il risultato secondo me è un po' bugiardo, il 3-0, con la sconfitta ci può stare, ci deve insegnare che bisogna lavorare testa bassa, pedalare, rimboccarci le maniche. Ormai questa partita poi è andata, dobbiamo domani mattina analizzare gli errori che abbiamo commesso e andare più forte.